È un ottocentesco parco romantico avvolto dalla nebbia a salutare chi entra in Villa Bressanin. Dimora per quasi 2 secoli di una ricca famiglia veneziana, qui dal 2005, per lascito testamentario dell'ultima proprietaria Anna Maria Bressanin, è aperta una residenza sanitaria per anziani. Ai 42 posti dell'ala est a breve andranno ad aggiungersene 44 nell'ala ovest, grazie alla collaborazione tra privato e pubblico, l'OIC di Padova e il CRA di Cittadella, con il contributo fondamentale della Regione Veneto, che ha finanziato i lavori con 4,5 milioni di euro. La villa è proprietà della parrocchia San Leonardo di Borgoricco. Il taglio del nastro è stato salutato da sindaci dell'Alta Padovana alla presenza dell'assessore alla salute Lanzarin, dell'assessore Marcato e dei vertici dell'ULSS 6. Rappresenta per noi davvero un passo in avanti in una delle strutture storiche di questo comune, che rappresenta un'identità straordinaria per il nostro territorio dal punto di vista culturale, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista del welfare e quindi del sociale. Due realtà diverse, quindi Cittadella e Borgoricco, un investimento importante che vede un'idea di lavoro sui 10 anni. È un esempio, come dico sempre, da portare, da esportare fuori anche dalla provincia di Padova. L'obiettivo è la salute. E credo che la salute dei nostri cittadini, in particolar modo di categorie più deboli come i bambini e gli anziani, non possa vedere speculazioni politiche. Campo San Pierese e Cittadellese insieme con un obiettivo di servizio: dare risposta al problema della non autosufficienza, destinato a crescere nei prossimi anni. Fra 20 anni la popolazione della provincia di Padova, gli ultra 65enni, saranno tanti quanti quelli sotto i 35 anni, e cioè il 30% della popolazione. Comprendiamo bene come queste strutture, che si inseriscono in un modello di integrazione sociosanitaria a rete nel territorio, rispondono pienamente ai bisogni nuovi.